Nella prima giornata di campionato la Lazio batte 3-0 la Sampdoria. Questo è il commento del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. No, ero fiducioso perché i ragazzi hanno lavorato dal 9 luglio con grandissima voglia, con grandissimo spirito. Poi, come avevo detto in conferenza, ero fiducioso, avevamo avuto qualche rallentamento per qualche contrattempo a livello di infortuni dei ragazzi, però grandissima disponibilità ed ero abbastanza tranquillo che avessimo fatto una grande gara. Siamo stati molto bravi, adesso dobbiamo essere bravi a recuperare energia, a ritrovarci, poi insomma domenica avremo la partita delle partite, che sappiamo cos'è un derby a Roma per tutti quanti noi, per i nostri tifosi, cercheremo di prepararlo al meglio. Secondo me possiamo ritagliarci delle soddisfazioni, in questi anni ce le siamo già tagliate parecchio, però non bisogna guardarsi indietro, bisogna guardare avanti. Questo è un anno nuovo, quindi quello che è stato, ma noi dobbiamo guardare avanti e cercare di migliorarci. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo, in conferenza stampa ha parlato il tecnico del Torino, Walter Mazzarri. I giocatori che da prendere non sono noccioline, per prenderli devono essere quelli giusti il mercato, questo poi lo fa la società, io faccio l'allenatore. Queste cose si devono chiedere ad altri, però io, siccome i ragazzi l'ho avuti l'anno scorso e so quello che possano dare, sono contento di quello che mi stanno dando, e finché ce l'avrò 11 che giocano all'inizio e 3 che mi vanno in campo come oggi e sono co-titolari con loro, non mi attacco ad alibi e ad altre cose, ecco. Mi garba rispettare i miei giocatori che mi danno l'animo, quelli che ho. Nuova stagione, nuove regole per la Serie A. Iniziamo dagli allenatori e da tutti i membri dello staff di una squadra che da quest'anno potranno ricevere cartellini dall'arbitro. Come per i calciatori, se cumulati, i cartellini gialli porteranno alla squalifica. Sui calci di rinvio e sui calci di punizione difensivi in area invece non sarà più obbligatorio ricevere il pallone fuori dall'area di rigore. Il pallone infatti sarà in gioco appena calciato. Gli avversari dovranno comunque restare all'esterno dei 16 metri, ma potranno entrare in area e intervenire appena il rinvio sarà stato eseguito. Un capitolo è poi da dedicare al fallo di mano. Per provare a limitare l'interpretazione scompare la volontarietà come condizione necessaria per la punibilità di un tocco di mano o di braccio. È vietato il tocco col braccio che amplia l'ingombro del corpo in maniera innaturale, mentre nelle scivolate sarà lecito il tocco con il braccio in appoggio a terra, ma non quello con il braccio disteso lungo il terreno a scivolata conclusa. Un giocatore che tocca il pallone con le mani o con le braccia sopra l'altezza delle spalle verrà invece automaticamente punito. Anche sul fronte delle punizioni qualche novità c'è, come ad esempio il divieto per le barriere con 3 giocatori difendenti di ospitare anche calciatori della squadra che attacca. Alex Rins ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota della Suzuki è stato protagonista di un sorpasso incredibile poco prima del traguardo, superando Marc Marquez, che aveva tenuto il comando della gara, e festeggiando così la vittoria numero 2 in stagione. Solo secondo dunque il campione del mondo in carica, beffato proprio nel finale. A completare il podio c'è Maverick Viñales, quarto Valentino Rossi. Weekend sfortunato per Andrea Dovizioso, che è stato coinvolto in un incidente con il francese Quartararo. Il pilota transalpino, poco dopo il via, ha perso il controllo della sua moto ed ha travolto il collega italiano. In classifica generale Marquez comanda con 250 punti, Dovizioso segue a 172 e Rins si piazza al terzo posto con 149 punti. Prossimo appuntamento il 15 settembre a Misano.